Lo sportello linguistico regionale per la lingua friulana apre le sedi periferiche di Tolmezzo, Muzzana del Turgnano, Gorizia e San Vito al Tagliamento. Cosa deve funzionare di più? Beh, deve funzionare il concetto stesso e l'importanza che diamo alla presenza delle lingue minoritarie presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che sono una ricchezza del nostro territorio e che ci garantiscono la specialità del Friuli Venezia Giulia. La lingua è un valore fondamentale, è l'identità di un popolo e la cultura di un popolo, e quindi valorizzarla anche attraverso quegli strumenti sicuramente è un elemento di assoluta importanza per la regione Friuli Venezia Giulia. Allora, dal punto di vista operativo, che cosa cambia per l'utente? Cambia assolutamente il modo di vivere lo sportello. In pratica lo sportello è stato accentrato in alcune aree geografiche che potessero servire più comunità. Questo per dare anche la possibilità alle persone magari in aree periferiche di poter raggiungere uno sportello che dia le risposte che cercano. E prima ci succedeva, Ciselin? Beh, abbiamo pensato a questa organizzazione, prima ovviamente i sportelli erano individuati per ogni comune faceva quel che aveva voi, insomma, poteva fare una sua domanda, veniva ovviamente forniti sportelli e sportellisti. In realtà dopo non sapevamo bene se il lavoro che faceva il sportellista all'interno del comune. Cioè, in buona sostanza, pensi che al avesse fatto il lavoro dallo sportellista, ma tutto sommato erano elementi che non facevano capire che forse accentrando il lavoro all'interno di un'area geografica sarebbe stato fatto esclusivamente il discorso per il sostegno della lingua e della cultura furlana.